Dal nostro punto di vista è sbagliato il modo di porsi da parte del commissario, in quanto per legge regionale 25 del 92, avrebbe dovuto dare un parere esclusivamente di merito e invece ha voluto dare un parere sulla compatibilità con la legge sulla città metropolitana. La compatibilità con la legge del Rio assolutamente c'è. Eppure il commissario ha voluto dare spazio a posizioni diverse, antireferendarie, che andranno per la maggiore durante la campagna referendaria. Secondo noi non cambia niente, il parere del commissario non è vincolante, la regione può andare assolutamente avanti da sola, chi come commissario porta e dà pareri contrari rispetto a quelli che gli vengono richiesti dalla legge si assume tutte le responsabilità anche penali di quello che fa. In campagna referendaria abbiamo già avuto un assaggio, si parlerà tanto di compatibilità con le normative perché i contrari all'autonomia di Mestre e di Venezia per la prima volta non hanno più nessun argomento al contrario. C'è la città metropolitana come organo sovracomunale che garantirà la coesione dei comuni 45 anziché 44 all'interno dell'ex provincia. Ci sono i dati di Unioncamere che dicono che ci sarà un risparmio con dei comuni autonomi di 119 milioni di euro all'anno e quindi nessun argomento contrario può essere portato. È chiaro che i contrari al referendum cercano di sviare l'attenzione parlando di compatibilità con la normativa, compatibilità che assolutamente c'è.